dobbiamo mettere in campo nuovi progetti e nuovi interventi. Abbiamo 240 milioni divisi tra il 2020 e il 2021 e le amministrazioni sono chiamate a proporre a Regione Liguria un elenco di priorità che serviranno evidentemente a dialogare col Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per scegliere appunto quali progetti e quali interventi mettere in campo. C'è tempo fino al 31 di ottobre per le amministrazioni comunali per presentare le schede di fattibilità dei progetti da realizzare per poter attingere al fondo di 240 milioni di euro che il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ha stanziato nel biennio 2020-2021, destinato a opere di potenziamento delle difese a mare delle coste liguri. Per interventi di ripristino del litorale, compreso tra Sesti Levante e Portofino, nel corso di quest'anno la Regione ha stanziato circa 23 milioni di euro per fare fronte alle somme urgenze. Adesso, con queste nuove risorse, si dà la possibilità a quelli del Tigullio e a tutti i comuni colpiti dalla mareggiata di fine ottobre 2018 di poter realizzare quegli interventi di prevenzione che sono necessari per la maggiore sicurezza e fare in modo che nel caso si verificassero eventi della stessa portata, i danni possano essere decisamente minori. In questa direzione si conferma il dialogo aperto tra la Regione e gli enti locali. Abbiamo fatto cose, io credo, straordinarie insieme alle amministrazioni comunali e questo va ribadito. Oggi mi pare che la sfida sia stata colta, vediamo che cosa mi verrà presentato al 31 di ottobre, non ho ancora visto le schede che i comuni stanno preparando, ma ho fatto incontri preparatori un po' in tutte le province per spiegare che adesso è veramente il momento di sfidare anche le capacità tecniche, perché se noi non facciamo un passo avanti e ci limitiamo a dare risposte emergenziali, poi dopo sappiamo che purtroppo le cose che sono accadute magari fra 10, 15, 20 anni possono anche riaccadere e quindi bisogna assolutamente cercare di agire nel migliore dei modi, sfruttando anche le nuove tecnologie, sfruttando anche le capacità tecniche di molte società ingegneristiche che stanno proponendo anche soluzioni innovative, io credo per dare risposte prima di tutto ai cittadini, poi alle attività commerciali e poi anche alla sicurezza delle nostre coste.